Pronto, buongiorno, telefonavo per quel posto di posteggiatore abusivo a Mondello. Posso parlare con lei? Grazie. No, niente, io sono molto motivato, ho comprato pure il fischietto, il marsupio, cioè insomma mi piacerebbe... quindi vediamo, ci sono i requisiti. Ah, ecco. Eh. Quanti anni di carcere? Come quanti anni? No, io sono incensurato. Ah, è un problema, lo so, purtroppo. No, però io ho un Vespino, se lei vuole mi vado a fare due scippi, cioè risolve, eventualmente, se lei ritiene. Poi, cos'altro? Ogni quanto pago le tasse? Sempre, cioè io le tasse... Ah, è un problema questo, è un problema, e lo so, e lo so. E vabbè, non ne pago più, tasse, me ne sa fotte, basta che mi fate lavorare, cioè, titolo di studio, laurea, sono e lo so, è un problema, e lo so, ma se fanno gli sbagli nella vita, e io mi sono laureato, ma se passasse una mano sulla coscienza pure lei, e vabbè lo so, se fanno gli sbagli nella vita, che ci posso fare? Sono laureato, lo so. Vabbè, non... la prova pratica, facciamo la prova pratica. Quindi si ferma l'automobilista e io chiedo scusa, gentilmente, potrebbe darmi €1 per prendermi un caffè? No, fa schifo. Più chiuso, più chiuso. Chiedo scusa, gentilmente, no. No, così pare un cretino, effettivamente sì. Più rauco, più rauco. Chiedo scusa, gentilmente, che fa? Me lo fa prendere un caffè? Così vede che già, lo so, lo so. Va bene, quindi niente, rimaniamo che si fa sentire lei. No, lo so che c'è una grande richiesta per il posteggiatore abusivo, ma d'altronde avevo presentato domanda alla regione, ma pure là gli incensurati e i laureati è difficile che i pigliano, cioè, capito? Quindi va bene, mi si faccia sentire lei, arrivederci, vabbè, arrivederci. Vabbè. Ora mandiamo il curriculum al negozio del cinese qua sotto e poi